è stato portato in aula e va benissimo. Si è cambiato un po' quella che era il dispositivo del precedente documento, su cui avevamo anche sollevato alcuni dubbi anche sulle modalità poi di prevedere il passaggio dei soldi eventualmente dalla regione ai soggetti che avranno l'obbligo di allacciarsi. Però se da qua dobbiamo parlare d'altro, allora parliamo d'altro. Basta dirlo, e uno non dico che non vede l'ora, ma anche perché se si vuole tornare sempre sulle solite cose, per me non è un problema. Come ho detto stamattina, è petita iuvante, forse a furia di dire le cose ci arriviamo. Allora, premesso che siamo, non voglio dire gli unici, ma insomma non si può certo dire che il nostro gruppo consigliare non sia attento all'ambiente. Premesso che il nostro gruppo consigliare non sia contro gli sprechi, e credo che questo nessuno possa dire il contrario. Tutti gli sprechi. Però il nostro gruppo consigliare è anche contro le ipocrisie, le falsità, le cose dette e non dette, le cose dette solo per comodo. Allora, quando noi in una passata discussione, credo proprio della mozione che ho presentato come primo firmatario sui pozzi artesiani, abbiamo discusso della salvaguardia dei pozzi, di tutto quello che c'era dietro, arrivando ovviamente anche a parlare dell'acqueduttizzazione, eccetera. Noi non avevamo neanche in mano quello che poi è diventato una sorta di regolamento che stranamente dice chiaro e tondo che si apre al pozzo, non si apre al pozzo, qualora ci sia un acquedotto di parte, uno si deve allacciare per obbligo, cosa che è contro la legge, però gira questa carta. È stato chiesto ai sindaci dei territori interessati di esprimersi su questo regolamento. Io e anche molti cittadini dei territori interessati stanno ancora aspettando quella posizione e anche la posizione della regione su quello. Ebbene, io ho anche detto che il piano di tutela acqua presenta delle criticità, ma perché non l'ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Servo, è scritto nel piano di tutela delle acque di questa regione. Io in quest'aula e nella mia mozione ho solo ricordato quello che è stato scritto dagli uffici in quel piano, e allora ho detto se ci sono queste criticità probabilmente c'è un problema legato agli studi che sono stati fatti su quel piano, studi che sono stati commissionati anche una decina di anni fa e che evidentemente qualche problema devono aver avuto. Se io poi adesso mi ritrovo una dichiarazione di un professore dell'Università di Trieste che dice che ci sono alcune criticità e che noi non disponiamo di un quadro conoscitivo di dettaglio della struttura degli acquiferi e della loro dinamica nella bassa pianura, non solo, dice noi abbiamo le informazioni sui pozzi esistenti che sono spesso carenti perché molte opere sono costruite male e molte opere probabilmente sono anche quelle da dove adesso noi prendiamo l'acqua per i nostri acquedotti, perché la discussione che c'è stata in questi giorni riguarda acquedotti che stanno dando o che hanno dato acque magari con inquinanti al di sopra o al di sotto della legge, questo verrà stabilito, però si parla anche di acquedotti No, dai. anche Potabile. certo. E quindi se le opere sono state costruite male, probabilmente sono state costruite male tutte. Ma a parte questo qui, come detto, sono le dichiarazioni di un professore universitario. E allora, se quel piano aveva queste problematiche, noi abbiamo solo sostenuto che era impossibile arrivare alle conclusioni che poi sono state scritte nelle norme di attuazione di quel piano. Tant'è, cosa dice lo stesso professore in una stessa seduta del tavolo tecnico istituito proprio sui pozzi, che secondo lui comunque è importante allacciarsi all'acquedotto. E allora se queste qui poi riuscite ad arrivare alla conclusione
partendo dal fatto che non avete un quadro conoscitivo di dettaglio della struttura degli acquiferi e della loro dinamica nella bassa pianura, vuol dire che voi siete partiti dalle conclusioni e che quindi bisogna lasciarsi all'accettato per poi trovare una qualche motivazione per giustificare tale azione, perché questo è la Pansiano, è la logica, è scritto nelle carte. Allora, non è che uno fa casino tanto perché si diverte e perché deve far casino, deve fare allarmismo, perché vorrei anche ricordare al consigliere Lauri che stamattina ha detto che noi alziamo il livello della paura. Ebbene, senza quel livello della paura, l'emendamento di stamattina della Giunta non sarebbe mai arrivato. Mai. Ma quando l'ha fatto? Ma se avevamo già, volevate votare la legge il 14 settembre, avete presentato l'emendamento il 29 settembre. Allora, è inutile, se poi vogliamo tornare a dire sempre le solite cose, va benissimo, le diciamo, però l'importante è che poi non veniamo tacciati di essere falsi, non veniamo tacciati di dire cose che non sono vere, perché noi le cose le diciamo perché le